Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Prigionieri, il nostro podcast in diretta dallo stand Medici Group Paese. Oggi sono qua in compagnia di Giovanni Fontanesi di Absen e il mio collega Diego Socal del team pre-sales di Prase per parlare appunto delle novità di Absen Live in questo caso. Cosa ci dite? Chi parte? Buonasera. Buongiorno a tutti, buonasera. Sappiamo Siamo che ora è qua. ormai. Quantifichiamo gli orari. Va bene. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Cosa raccontiamo, Giovanni? Cosa raccontiamo? La novità principale per Absen quest'anno è aver portato un prodotto COB con un passo 1.5 nel rental. Questa è la cosa più rilevante. Per ora solo in formato 50-50, la roadmap prevede che venga fatto anche il flex, fa parte della serie SA, la serie top di alta gamma di Absen per il rental e lo stage. E come ti dicevo, una grande novità, anche un po' rischiosa, magari il mercato italiano non è ancora pronto sia per prezzi sia per applicativi. Certo. Sicuramente nel mercato nel mercato fieristico ha un grandissimo senso, sul corporate vediamo, per alcuni eventi sicuramente sì, però è un modo di dire Absen in quella fascia ci vuole andare, anche un modo per delineare un tasso tecnico, come dire facciamo questo, la tendenza sarà quella, avere il curvo COB, avere il box COB è un passo nuovo. Conferma un target qualitativo molto alto. Molto alto. Io l'ho visto personalmente allo stand, la cosa che mi ha colpito di più è il riflesso. Il riflesso è veramente limitato. Bravo, esatto. Quella è la cosa che era più evidente nei COB, bellissimi, fantastici, lo uso in fiera, perfetto, ho le mie luci, sto attento a non fare i riflessi, poi lo stand a fianco ti spara addosso la luce e tu sei così accecato. Sei accecato dal loro stand. E Cobb ha avuto sempre questo problema. Hanno messo vari livelli, vari layer che attenuano questa riflessione. Ha un indice di riflessione molto molto basso, quindi vuol dire che il colore reale e quello tolta l'indice di riflessione è abbastanza fedele. È un indice anche perché si chiama, ma insomma, facendo parte della linea SA, che ricordiamo essere, come giustamente hai detto tu, la top gamma di Absen, ricordiamo che già l'anno scorso hanno presentato l'1.9 con tecnologia IMD 4 in 1, che era già una grossissima novità. Esatto. Quest'anno si sono di nuovo riproposti con un prodotto top di gamma. Mentre per il mercato del rental, diciamo più rock and roll, parte live, ho visto un paio di novità, di new entry veramente interessanti. Io, se sei d'accordo, Giovanni, partirei raccontando un po' il Lira V3, che mi ha veramente impressionato sia come peso che come d'utilità di utilizzo. Il Lira V3 secondo me anche il V2 è un prodotto molto molto interessante, sia per prezzo che per caratteristiche. Il V3 è un andare avanti su quella linea, su una fascia di prezzo molto differente rispetto al JP, un po' più alta, un po' più difficile da vendere nel nostro mercato. Il pannello è 1 metro per 1 metro, pesa appena 14 kg, quindi sta sotto i 14 kg, 4500 nit, c'ha la possibilità con delle levette di opacizzarlo, quindi di elevare la trasparenza. Non mettiamo più le copertine magnetiche, lo fai c'hai 4 levette su ogni pannello, 2 sopra, 2 sotto, hai chiuso il pannello. 7680, 3.9, 7.8, tutti i pannelli, questo è interessante, di Absen per il live rental ormai sono 7680. Attenzione grandissima come viene la resa in camera, perché poi l'unica cosa che vedi, che racconti, l'ho visto anche su una foto, su un video, vedi il pannello ripreso. E quindi per noi è un punto proprio veramente importante. Uscirà anche nel formato 50-50 e
nel 150, quindi avrai Ok. tutte le flessibilità. Quindi avremo disponibili sul mercato 3 formati di questa tipologia di 3 prodotto. formati, l'ultimo è quello un po' più in roadmap, più Certo. definito, che è quello che invece c'era sulla versione V2. Certo. E salendo un po' a livello di applicativo, l'abbiamo già introdotto quest'anno con qualche piccolo, con i nostri rental show, ho visto il PL V3 3.9 full black da outdoor, che Bellissimo, forse il prodotto Prodottone. forse meno appariscente, però forse è il più bello, forse è uno dei migliori. Il P65 fronte retro, full black, XA10 come receiving card. esatto, XA10, adatto da studi, da test per indoor e per outdoor, quindi ha la stessa, cioè è un prodotto indoor ed è un prodotto outdoor, non è Certo. una cosa che puoi usare, Non è un compromesso. non è un compromesso. Hanno fatto dei test, la variazione colore, quando usi la scala dei grigi da 0 a 255, la variazione della temperatura colore è solo di 500 gradi Kelvin, quindi è veramente poco. Grosso problema che si aveva sugli outdoor in utilizzo interno e viceversa, cioè viceversa no, non c'è, perché l'indoor non lo usi proprio, però il colore cambia di temperatura ed è un altro colore. Certo. Gran prodotto nel dolly con le wine bracing fino a 20 metri di appendimento, non so chi lo possa fare, però è veramente tanto. Perché il sistema di fissaggio, io l'ho visto, ha questo perno centrale nel quale Esatto. il pannello si aggancia con un pin passante, quindi non abbiamo più i pin con la ghigliottina che Esatto, fanno un certo hai tipo una di struttura solida, Esatto. e arrivare a 20 metri di certificazione, insomma, è tanto. Certo. Abbiamo Bene. detto tutto, forse. Abbiamo detto direi- quasi tutto. Direi Anche che perché sì. dire tutto è impossibile. No, dire Direi. tutto è impossibile. Dire tutto è troppo. Il grosso però dai, l'abbiamo... Io spenderei Ah, proprio giusto così per correttezza, dato che sta arrivando l'NT da indoor versione 2 sì. in versione sia 2.6 che versione 1.9, che monta a bordo un pixel di tipologia IMD 2 in 1. Questo fa sì che il pannello è molto robusto agli urti e il livello di contrasto a pannello spento si alza parecchio rispetto ai prodotti che ci sono sul mercato, insomma. Ok, va bene. Giovanni, Diego, io vi ringrazio Grazie a te. Grazie a voi. e noi ci vediamo grazie a nella te. prossima puntata di Prasionaire. Grazie. Ciao. Ciao Ciao a tutti, grazie. grazie.